Ciao Alessandro, ben trovato. Come stai? Sei pronto con il tuo violino? Assolutamente sì. Io ringrazio, soprattutto io sono stato anche dall'altra parte, sono stato un paziente oncologico, è andato tutto bene, però poi sono stato anche 20 giorni proprio lì e devo ringraziare personalmente due persone che stanno qui, che sono due anni, il professor Soso e il dottor Foschi, che mi hanno dato la possibilità di stare qui con voi a suonare e poi a fine marzo andrò a bene. Allora, Astor Piazzolla, il brano si intitola Adios Nonino, che sarebbe... Ciao papà, lui l'ha dedicato, l'ha scritto nel periodo in cui stava perdendo suo padre, gli ha dedicato. Sentiamo. Prego.